I'm in love with you. Should I justify out of the blue? Eccoci qua. Come parlo? Via, su, per bene, non è una cosa seria il sondazzo, Porca miseria se è seria, È una cosa serissima, per carità di Dio. Sì, infatti noi telefoniamo alle persone, proponiamo delle serissime situazioni, diciamo, burlesche o comunque del tutto sballate, grottesche, strane, E allora, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano amico G, oggi ho deciso di essere un frate. Sì, fratellino, sì, bellino. Sapete, fratellino, lui risolve solo i problemi delle donne, chissà perché. E allora andiamo a telefonare in un luogo lontano, in un luogo italiano, chissà dove, chissà come, chissà perché. E quindi vediamo subito che ecco, ci mettiamo in contatto, forse no, niente, ho capito, non ci mettiamo in contatto con questa signora, ma ci mettiamo in contatto con quest'altra signora probabilmente. Beh sì, sapere, un frate fa sempre il suo gioco, vero? No, nel senso, fa sempre la sua figura, parliamoci chiaro, ma di che ordine è il fratellino? Sarà mica un cappuccino come il padre Pio? No, non lo so, non sappiamo, un ordine tutto particolare. Ancora? Il numero da lei selezionato è inesistente. Ah sì, ecco, grazie. Possiamo andare avanti, no? Trovarne un'altra? Sì, se no qui alla fine, no, dico, sono già 2 su 2. Va bene. Sì, io sto facendo dei numeri, vediamo se anche questo è esistente. Poi, se non esistono più questi numeri qua, non esiste più questa città, forse cambiamo città. Questo sembra esistere comunque. Pronto, buongiorno. È la signora Dorella? Sì. Ah, buongiorno. Sono fratellino. Sì. Fratellino. Senta, non so se forse non ci siamo mai sentiti, signora. Non lo so, non credo. No, appunto, io ho sentito un forte impulso a telefonarle perché ho capito che c'è qualche problemino e allora io sono molto portato a risolvere i problemi, soprattutto delle pecorelle smarrite, delle signore, delle signorine, le donne, insomma. Ah, signora, qual è il problema? No, guardi, forse lei si è sbagliato. Ma invece, guardi, io ho un motto, sa? Avete qualche problemino? Dite a Lino, così, capisce, signora? E quindi io vorrei che lei si aprisse perché io posso darle un buon consiglio. Nel caso ne ho bisogno, eccetera, ho amici. Comunque come ha detto, scusi, nel caso in cui ne avessi bisogno. No, ora va meglio. Sì. Ho amici, ho persone, ho un compagno meraviglioso di fianco. Ha un compagno? Le assicuro che non. Lei, signora, non è sposata, ma ha un compagno? No, io sono sposata e il mio compagno è mio marito. Che io chiamo compagno. Lei chiama compagno pur essendo marito? Ah, quindi è tutto nei crismi di Santa Madre Chiesa, spero. No, guardi, oltretutto sono anticlericale, per cui... Anticlericale? Sì. Ah, però, guardi, io devo portarla sulla retta via o sulla via del retto. Mi faccia piacere, mi lasci perdere, ma che forse è meglio. Se avete qualche problemino, dite a Lino, anche come persona umana, non sono un frate, ma sono anche un uomo, una persona umana. No, ma guardi, non c'è mica nessun problema, non è che sono atea, Sono proprio contro le religioni in senso... Contro la Chiesa? No, non contro la Chiesa in sé. Allora contro che cosa? Contro la Chiesa, cioè nel senso come religione, perché comunque è una cosa politica, non è una cosa spirituale. E quindi lei praticamente professa una sua fede, no, al di là... Non professa. Io non professo. Ma ha detto che crede in Dio, però. Io non sono atea. Lei non è atea, quindi crede in Dio? Sì. E quindi però si rifiuta di seguire le religioni, insomma, le religioni degli uomini. Io non sono contro le religioni, io sì. differenzio la parola religione dalla parola spiritualità.
Certo, ha ragione. La religione è una serie di riti che insomma portiamo avanti, una No, la liturgia. religione è una politicizzazione della spiritualità e viene utilizzata per manipolare le persone. Beh, guardi, Questo è quello che penso. in parte sono anch'io d'accordo con lei, pur essendo un frate, sa, perché la manipolazione non è mai stata una cosa bella, a meno che non venga fatta su di me. E quindi, capisce, io continuo a dirle: avete qualche problemino? Dite a Lino. Ma lei da chi ha avuto il mio numero di telefono? Guardi, da nessuno, io sento gli impulsi, io sento che certe persone... E ha avuto il mio numero di telefono da Gesù Cristo? No, Beh, guardi, io ho una fonte che non potrei rivelarle, è una fonte molto spirituale, questa fonte spirituale mi fornisce... Pronto? Sì. Ecco, no, mi fornisce i numeri delle persone che, secondo questa fonte spirituale, che è difficile spiegare, quantificare anche così in modo terrestre, in modo terreno, effettivamente queste persone hanno bisogno del mio intervento, no? Ma no, guardi, le assicuro, sono abbastanza, per adesso perlomeno, in equilibrio. Cioè lei magari, per esempio, dà molta importanza al sesso. No, guardi, le assicuro, le ho detto, io sono molto spirituale, non religiosa. Sì, però ha questo suo compagno, per carità, mica dico al di fuori del matrimonio. Sono sposata, e poi se anche non fossi sposata, cioè voglio dire, ho comunque un compagno che amo. Che ama, giustamente, però forse questo amore è più sbilanciato sulla parte sessuale che non su quella spirituale. No, non è così. Lei vede, signora, forse ha anche degli incontri, come dire, molto intimi, solitari? No, ma scusi, cioè, che cosa vuol sapere? Le dico, sono una persona che almeno per adesso, e fino adesso sto bene, sto cercando... Una persona che sto bene, insomma, non sta tanto bene in italiano, ogni tanto... Ho detto che sta bene, no? Ha detto che sto, ma insomma... Vabbè, guardi che forse i suoi problemi sono quelli, forse sono di lingua italiana, signora, sono problemi di lingua, io la posso aiutare. Avete qualche problemino? Dite a Lino, dite a Lino. Io sono laureata in pedagogia, credo di sapere abbastanza bene come si struttura una frase e la sintassi. Poi uno magari può anche o capire male o sbagliare. Io sono laureato in pedofilia, per carità, anch'io ho la mia laurea, sa? Allora certo. sono cavoli suoi. In che senso? E a me cosa me ne frega? Ma scusi, è questo il modo di rivolgersi a un frate? Ma scusi, e lei cosa vuole da me? Dice che me ne frega, ma scusi, non è un modo molto gentile. Io non so cosa dirle. Quello che avevo da dirle l'ho già detto, forse ho detto anche di più di quello che... Cioè, ho parlato con lei più di quanto... Ma vede, figliola, lei si potrebbe anche confessare, magari. Non si confessa mai? Ma scusi, ma lei allora non ha capito niente di quello che le ho detto? No, io non ho capito un cazzo. Sono cavoli suoi. Vede Salve. che se... Andata via, appena sentito parlare di cazzo se n'è andata. Fratellino, ma per favore, con queste signore, tranquillo. Sì. Beh, del resto se hanno qualche problemino, sì, ho capito, dite a Lino, d'accordo, per carità di Dio. La signora non ha colto queste sfumature, forse? Ma chi lo sa. Vabbè, sì, sono sfumature, chiamale sfumature. Dunque, va bene, andiamo avanti, vediamo se troviamo qualche pecorella smarrita da riportare nell'ovile, sì, o forse da... Pronto, signora, buongiorno. Lei la signora Maria? Sì. Che bel nome, un nome meraviglioso. Io sono frate Lino. Non lo conosco, io non l'ho mai visto. Sì, è vero, non mi conosce, non mi ha mai visto, ma perché rifiutare il colloquio con un frate che può darle un aiuto? Io sento laddove c'è bisogno d'aiuto, io telefono e intervengo. Io lo ringrazio tanto. Ha bisogno, signora? Lo ringrazio, ma non ho tempo. Perché ha molto da fare? Devo andare via domani. Ah, dove va? In vacanza? Alla cava, che c'ho la figlia. C'ha la cava? Sì. Ah, c'è la figlia nella cava? Ah, sì. E Luca Cava? Luca lo conosce? No. Luca Cava, ma dall'altra parte faceva fuzzo. No, volevo dire, signora, vede, il mio motto è questo: avete qualche problemino? Dite a Lino. Io lo ringrazio tanto, lo ringrazio di tutto cuore. Sì, signora. E io, guardi, le do la mia benedizione, anzi la mia benedizione. Vada pure nella cava, signora. Sì, va bene. Lei speriamo che se la cava.
Va bene, grazie. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno figliolo. Questa va nella cava. È la figlia della cava. Ma che lo sa? Poi c'è Luca Cava. Sì, questa è una vecchia filastrocca toscana. Dunque, vabbè, d'accordo. Sì. Ma perché proprio nella cava? Scusa, non ho capito perché nella cava. Ma io non lo so. Ci sono posti anche un po' più ameni, no? Dove andare? Nella cava. Speriamo che se la cava. Andiamo invece da quest'altra signora, no? Certo. Quando dico ditalino, no? Sì, pronto signora, buongiorno. Lei è la signora Giuseppina? Sì, chi parla? Sì, sono frate Lino. Frate Lino. Sono un frate, signora. Ah, sì, dica, che vuoi? Sì, appunto, ho percepito in lei un bisogno profondo di confidarsi, di risolvere certi problemini, sa? No. Chi è che non ha problemi, signora? No, io la ringrazio. Avete qualche problemino? Dite a Lino. No, Ditalino! lo ringrazio. Via, tu ringrazio, me ne foto a me, Ditalini. No, nel senso, questa proprio la paura di vedessi a che cosa, no? Che gni vendessi a che cosa. Va bene, andiamo avanti, sì. Povero fratellino, ma prima o poi troverà quella che sai, scherza te, magari, sì, no? Ma, chissà, Andiamo da quest'altra signora, sì, signore pie? Mica tanto pie, devo dire, Pronto, signora Emma? Sì. Ah, buongiorno, sono frate Lino. Come? Frate Lino. Senta signora, io mi industrio, come dire, a risolvere i problemi delle signore. Quando queste signore hanno dei problemi si rivolgono spesso a me e ho percepito in lei, signora, un desiderio profondo di colloquiare magari con un frate, una persona come me. Non mi interessa niente. Sa come dico sempre io, signora, se avete qualche problemino, dite a Lino, e per finire, ditalino, capisce? Sì, ma non mi interessa niente. Sì, ma signora, lei non crede? Lei non ha la fede? Sì, ma a un certo punto. Ah, a un certo punto in che senso? Cioè fino a un certo punto, ma non tutta? Sì. Lei non crede in Dio, signora? Credo. E allora nella Chiesa non crede? Beh, insomma, guardi, io non sto bene, lei mi parla di certe cose. Ma se non sta bene io posso darle un conforto almeno morale? No. Signora, a volte si risolve tutto con un ditalino. Signora? Va bene, no, guardi, un'altra volta. Un'altra volta, signora. Io la benedico, signora. Buongiorno. Vada in pace, arrivederci. Nella pece poi, via nella pece, poverino. Ma via. Questa città, che poi bello è, sapete, ieri ho telefonato in una città dove ho fatto il militare, ma io ho fatto il militare in 2 città diverse, e questa è l'altra. Poi vi potete rendere conto in che zone m'hanno mandato, all'epoca. Per dire, già ieri ci siamo resi conto, vi siete resi conto, no? Sì. Oggi ho detto, sì, oggi già che ieri ho fatto quella lì, oggi faccio questa qua. È la mia seconda meta, no? Sono stato in 2 città, sì. Anche qui ci sono stato un bel po', questo è del nord, ma voglio dire, per carità di Dio, 2 città molto squallide, Devo dire squallide, sinceramente squallide. Anche il servizio militare è squallido. Ho fatto il paio, no? Ieri e oggi. Che carino, guarda che non ce ne sono, guarda che non ce ne sono, va bene. Perché queste donne non afferrano il ditalino, guarda questa, una si chiama Liala, come la famosa scrittrice, mamma mia ragazzi, questo nome gli è stato dato apposta, per forza, come quelle si chiama Romina, sì, si sa perché, vabbè, dunque,
Ecco, sì. Ditalino. Informazione gratuita. Oh sì, se ne faccia uno, grazie alla faccia mia. Pensando a me magari, Non sarebbe la prima, sa? Ah, ecco, sia ben chiaro. Oh, ecco, andiamo qua. Ah, ok, va bene, d'accordo. Sì. Vai, ok. Via. Eccoci qua. No, devo fare il frate. Ah, sì. Ditalino. Uno dei tormentoni, Sì. No, No, vabbè. Prima abbiamo trovato tutte in casa. Adesso invece le troviamo tutte assenti. È la mandata. Sì, la mandata. Ma sì, mi hanno mandato là. Tanti anni fa, sì, ormai. Insomma, un bel po', Non esageriamo, sì, 2 o 3 anni fa ho fatto il militare. Quando ho fatto il militare? Ah, non mi ricordo più. Meglio dimenticare. Va bene, d'accordo. Sì. E facciamo anche questo perché lì era occupato, quindi fratellino in questo momento si sta riposando, pensando alla prossima persona a cui riuscirà a parlare. Sì. Dicevo, il ditalino non lo rileva nessuna, di queste no. No. Proprio passa e va liscio. Meglio. No, meglio se viene bello liscio. Ma insomma, allora qui siamo veramente. E chi è che dice la verità? Ah, non lo so. Come si chiama questo? Che c'è? No, questa è la segreteria, lasciamo fare. Dopo 3 ore arriva la segreteria telefonica, no? Sì. E quindi andiamo da un'altra signora. È strano, no? Che ora non troviamo più nessuno. E voilà. Che emozione tornare in quella città. Non ci sono mai più tornato, In quell'altra sì più volte per altri motivi, ma in questa non ci ho mai più messo piede. Pronto, signora, buongiorno? Che? Vorrei parlare con la signora Antonia. No. Grazie. Pronto? Pronto, signora Antonia? Sì. Buongiorno, io sono Fratelino. Sono un frate, signora. Ah, sì, mi dica. Sì, lei, signora Antonia, crede, vero, nel Signore? Ma figuriamoci se credo. Brava, se non brava. avessi fedi, non mi trovavo neanche qua. Se non avesse fedi, che cosa Se avrebbe? non avevo fedi, io non ero neanche al mondo, perché io, con tutti i guai che ho nella vita... Ecco, vede, io ho percepito questo, signora. Io ho percepito che lei ha dei problemi, no? Grosse. Vede. Ma grosse. Io posso darle un aiuto morale, un appoggio morale, io glielo posso appoggiare moralmente, materialmente no, non credo perché non è un tipo, però comunque volevo dire, signora, sa qual è il mio motto? Avete qualche problemino? Dite a Lino, Ditalino! Capisce? Ecco, quindi signora, se ha da sfogarsi un attimo, io sono pronto ad ascoltarla. Ma io sfocarsi. C'ho tutti io fa piena di guai, Ma piena di guai fisici? Piena di guai, perché io non c'ho 2 figli. Non c'ho 2 figli? 2 figli ammalati, handicappati gravi. Sì. Più è morto mio marito. E mi trovo... Ma lei ha fede comunque, signora? Ma certo, Costa, ma figuriamo, ma perché? Ma se non avesse fede, io qui non ci sarebbe più. Io qui non ci sarebbe più. No, era già morta, perché io, con tutti questi problemi, non tutte le possono, come ci posso dire? Superare. Non tutti possono superarli. Sì. Non tutti... C'è chi ci butta nel Po, che ci toglie la vita. C'è anche chi si butta nel Po? Certo. E invece io ancora resiste? Sono qua perché ha fedi? Ma certo, perché devo darci aiuto ai miei figli. Sì, ecco, vede signora, questo è un esempio fulgido e lampante di una persona che con la fede riesce a superare grandi ostacoli nella vita. Grandi guai. Quindi lei ringrazia comunque il Signore, vero? Ma certo, ma brava.
Ma devo ringraziarlo. Per che cosa, signora? Ha Mi detto scusi. che mi sta dando la forza d'animo di andare avanti. Ah, per la forza d'animo, ma per i sì. guai, lei lo ringrazia anche per le disgrazie? Sì, ecco, ormai si vede che mi ha messo alla prova. Ah, ecco, l'ha messa alla prova e lei lo ringrazia molto, lei è molto grata al Signore per sì. averle dato questi guai. Sì, perché si vede che mi ha messo alla prova. E questa prova lei la sta superando. Certo, lo sta portando avanti, come Dio è andato a Monte Calvario quando ci ha messo la croce. Ha messo la L'hanno croce. messa, e quando è andato a Monte Calvario è cascato, non ce l'ha fatta più. Sì, l'hanno risollevato, ma lui due Lui volte è sollevato cascato. non ce l'ha 3 fatta. volte. E io sono uguale di lei, uguale di Gesù. Uguale, lei è in croce come Cristo, Sì, signora. mi mancano solo 2 chiodi, una mano e 2 piedi, e poi mi mettono in croce, uguale come lui. Uno alle mani, uno solo alle mani? 2 alle mani e 2 ai piedi. 2 alle mani e 1 ai piedi. I piedi si mettono insieme, Sì, quindi e si fa un poi chiodo sono solo. come Gesù. 3 chiodi bastano, ma belli Io credo grossi. sia già abbastanza, Sì, sono già signora. abbastanza di chiodi in vita, però... Signora, ma lei ha per caso le stimmate? non ho capito. Le stimmate? Cosa vuol dire le stime? Dei buchi nelle mani. Le sono per caso No, venuti dei io non buchi ho nelle dei mani? No, io non ho dei buchi nelle mani, soltanto Nei dico piedi? che mi mancano le buche come ce l'hanno fatta Gesù, che l'hanno Le messo in mancano? croce. Ho capito. Allora, Beh, Gesù l'hanno messo in croce sì. e l'hanno inchiodato. Sì, E io sono uguale, mi mancano solo i chiodi, ho le capito. mani, i piedi, e poi sono messe in croce. Ho capito, Perché signora. sono già messe in croce in vita, figuriamoci. Signora, guardi, io non posso far altro che dirle vada avanti così. Le do Ascolta, tutto il mio appoggio ascolta, morale e Ma lei spirituale. dov'è che abita? Io abito nella mia parrocchia volante sull'elicottero silenzioso, giro sulle città e dico oh questa signora ha bisogno di me, sento, mi metto in contatto telefonico. Perché non mi chiama ogni tanto? Sì signora, può darsi se ripasso nella zona, la richiamo e magari... Ascolta, Senta, se ma... passo nella zona perché non mi viene a trovare? Io conoscerei anche un venditore di chiodi, se le può interessare, magari possiamo fornire una fornitura di chiodi, così magari lei fino in fondo supplisce, anzi ha questo supplizio, non supplisce, come dire, subisce il supplizio, ecco, quindi alla fine potrà dire io come Cristo Come muoio Cristo. ma poi risorgo dopo 3 giorni, vengo assunto in cielo, è sempre un lavoro, un'assunzione, Non lo so. Signora, quindi senta, per il momento la lascio, anche Va perché bene. il sondazzo mi scade, sa, Bene. mi scade il sondazzo. Sì, ho capito. Senta, ha capito, vero? Quindi si ricordi sempre che se le telefona fratellino sono io, avete qualche problemino, dite a Lino, dite a Lino, dite a Lino! Dite a Lino. Buongiorno signora, Ascolta. buongiorno. Non posso, devo andare, Mi devo chiama andare. ancora? Sì, la Ma chiamerò te la ringrazio. ancora. Appena dico, vado, Grazie, grazie, dite a Lino, arrivederci, arrivederci. Bentrovati all'ascolto da Alessandra Iandolo. CGIL sul piede di guerra dopo la firma ieri del patto sull'Italia da parte del governo e delle altre parti sociali. Confermate le iniziative di protesta già annunciate, sciopero generale in autunno e raccolta di firme per il referendum abrogativo. L'esecutivo intanto sta limando il documento di programmazione economica e finanziaria varato ieri. La presentazione ufficiale forse lunedì. Radio Blu. Bene, avete visto che la signora Pia l'abbiamo trovata alla fine, proprio nell'ultima telefonata, una donna talmente pia da ringraziare il Signore per le disgrazie che le ha mandato, insomma, sono quelle cose che a volte lasciano un po' perplessi, no? Beh, del resto, a volte bisogna attaccarsi, no, a qualcosa, la signora si è attaccata alla fede, dunque, ma ora siamo a ruota libera, la ruota libera ci permette di inventare tutto quello che vogliamo. Il fratellino se n'è andato sulla sua, perché non è solo lui, sono in 2, fratellino e Don Coccolino, sì, sono loro che occupano l'elicottero silenzioso, la parrocchia volante, sapete, è tutta una saga, ho detto una saga. Oh mio Dio, o come si chiama questa signora? Oh via, speriamo risponda. Sì, no, peccato, è l'unica fietta che c'è.
La fietta. Ma come? Una bella fietta, buttala via, buttala via. Va bene, d'accordo, va bene. Ok. Niente fietta. Sarebbe stato, insomma, utile, no? Sì, qui sabato, tutti sono andati in mare, sono andati di qua, di là, sono spariti, sotto non c'è punte macchine tranne la mia. Ecco, per dire, una bella fietta ci sarebbe. Cosa c'è? Questa nemmeno. Questa nemmeno. Va bene, d'accordo, per carità di Dio. Facciamo un altro numero? Poi almeno una fietta, mandatemela, no? Sì, addio Nini. Nulla, solo qui come un cane a fare telefonata alla gente, ecco, sperduto in un puntino dell'universo. Io, il G. Ecco, anche qui siamo assolutamente nel sì, come si può dire? Va bene, andiamo lì. No, tutto nel niente, perché non riusciamo a metterci contatto anche prima. No, prima invece all'inizio sì, poi è successo dopo che c'è stata qualche assenza. Sì, ecco, ora toccava le assenze. Va bene, d'accordo. Oh, guarda, sì, questa è una macelleria. E che fa una macelleria aperta a quest'ora di sabato? Sì, figurati. L'ora in questione sono le 13:05, no? Per dire, sì, no, per dare un cenno sull'orario effettivo. Selezionato è inesistente. Inesistente, anche il macellaio non c'è. Ma allora qui siamo veramente messi male, non riusciamo a ruotare liberamente oggi. La ruota libera è abbastanza impedita, ma noi andiamo avanti. Se avete qualche problemino dite a Lino, avete capito, no? Cosa viene dopo? Pronto, Ficarelli? Sì. Buongiorno. Sono Cazzettini. Devo parlare con suo marito, per favore. Un attimo che Grazie. sento. Prego, buongiorno. Buongiorno. Ficarelli, Cazzettini. Vabbè. Pronto, signor Ficarelli? Sì, mi dica. Sono Cazzettini. Vorrei inserirmi, se è possibile. Dica pure. Vorrei effettuare un inserimento. Un inserimento? Forse ha sbagliato numero. No, lei è Ficarelli? Sì. Io sono Cazzettini. Dove vuole inserirsi? Ho capito, no? Insomma, Ficarelli, Cazzettini, ho bisogno di un inserimento. È possibile? Con chi sto parlando? Cazzettini? Va avanti ancora molto. No, guardi, io ho anche un secondo cognome, Pallette. Ah, che bello. Cazzettini Pallette. Ma com'è simpatico. Lei è Ficarelli? Ma la conosco personalmente o non ci conosciamo? Ci conosciamo. E chi è? Non posso dire perché è una piccola scommessa che ho fatto. Allora siamo avanti. 2 persone e quindi io ho scommesso che tu non mi avresti riconosciuto. E quindi non mi stai riconoscendo e sto vincendo la scommessa. Se tu non mi riconoscerai fino al termine di questa telefonata, io vinco la scommessa. Se invece mi riconosci, vince lui. Sono Cazzettini e Pallette. Allora tronchiamo la telefonata così vinci subito. Facciamo che te lo stronco nella Senti, ma ascolta, ma chiamarti Ficarelli ti ha mai fatto, insomma, creato qualche problema? Assolutamente no, ci sarebbe conoscere anche il tuo di cognomi però. Il mio cognome lo saprai prima o poi. Quando ci incontriamo te lo dico, io e il mio amico, così io gli vinco un bel 100 euro. Fatto la scommessa, capito? Mm-hmm. Sì, Ficarelli, meglio Ficarella sarebbe stato nel caso di tua moglie, no? Bella donna, devo dire, bella donna. Voglio far vincere la scommessa all'altra persona, va bene? Allora, Ci provo? Vai. Sei Mauro? Sono Mauro, aspetta, chiedo all'altra persona. Sono Mauro? No! No, non sono Mauro. Se ero Mauro lo dicevo. Sì, perché dovrei essere Mauro? Lo conosco Mauro, lo conosco, ma non sono io. Mauro potrebbe essere l'altra persona. Io invece chi potrei essere? Non ne ho la più pallida idea. Uno che dice che tua moglie è una bella donna? Non ne ho idea. Sono un non vedente. Sì, no, ci vedo.
Dimmi pure. E chi quindi sei? una donna, non te lo posso dire, è una donna bellissima che insomma io sinceramente, posso dire? Mi farei... Vabbè. Fatti tuoi. No, come? Ah sì, perché fa schifo. Le puzza d'acciuga? Beh, tu non mi hai riconosciuto. No. E io voglio dedicare a tua moglie una canzoncina. Wadi, ma perché con tutte la lavi? Wadi, la ti sa d'acciuga. Wadi, ma perché con tutte la lavi? Wadi, la ti sa d'acciuga. Non credo di conoscere nessuno. A te invece dedico cazzo fica e rock and roll. Wadi, è la mia sigla. Che bello. È bello, vero? Sei Bravissimo. contento? Mi dispiace, anche tu hai perso qualcosa. Sì, che cosa ho perso? Hai perso la moglie. Bravo. Ti sarà trombata da me e da lui, Mauro. Capito? Ok, va bene. Bene, mi Grazie. dispiace per te Ficarelli, so Grazie per la cazzi telefonata, tua. molto gentile. Ma Ciao, molto gentile, ciao Ficarelli, ciao. Non era tanto contento verso la fine di questa telefonata. Primo perché non mi ha riconosciuto, pensava a Mauro, e Mauro era l'altro, sì, io ero insieme a Mauro, vero Mauro? Sì, vabbè, d'accordo. ma via, ma basta. Insomma, lui credo che abbia una moglie di molto bruttina, perché ha detto fatti tuoi, ha detto fatti. No, io non mi faccio, mi dica fatti, io non mi faccio. No, andiamo avanti. Andiamo qua. Sì, qui, qua. Dovunque andiamo, qualcun troviamo, forse sì, forse no. Dove andiamo? Amo. Amo fatto tardi, amo fatto. Pronto, Anna? Sì? Amo fatto tardi, mi dispiace che io volevo venire, ma qui con persone che stavano con me amo fatto tardi e non so potuto venire a fare quel servizietto notturno. Oddio, ma io... Anna, mi dispiace, lei, tu mi aspettavi, ti eri forse fatta anche il bidet, ma io non so potuto venire. No, ascolti, ma lei ha sbagliato numero, No, Anna Bonetti, no? Io non so potuto venire perché io dovevo venire stanotte a farti il servizietto, ma che vuoi, mi dispiace. Quale servizio? È il servizio sessuale, no? Che tu sapevi, e io ma io trattenuto. non so che servizio è che lei mi doveva fare. Mi hanno fatto pure bene, cioè, io mi sono un po' appisolato e mi dispiace tanto. No. Famo stanotte? No, per favore, si fermi e mi spieghi. Amo fatto tardi. No, ascolti, lei chi è? Come chi so? Ma che mi dai del lei? Ma io non la riconosco in questo momento. Anna, ma io il servizio, no, so il gigolò che tu avevi ingaggiato. Non l'ho capito. Il gigolò. Ma chi è il gigolò? So io, che tu mi avevi ingaggiato per un servizietto Ma io notturno. non l'ho ingaggiata, assolutamente. A chi mi ha ingaggiato per te? Qualcuno? Non lo so. Ma tu stanotte mi aspettavi? Ma io no. Ma come? Ma abbiamo fatto tardi, dicevo, io quando mi sono svegliato dicevo, Madonna, dovevo andare a Danna. Ma ascolti, per favore. Avevo tanto a Danna. Mi dica esattamente il suo nome. Ma a me mi chiamano il gigolò. Vabbè, io non so cosa vuol dire ergigolò. Quindi lei ora ti spiego, il gigolò è uno che va con le donne a pagamento. Cosa? Cioè, le donne lo pagano. Cosa? Mi scusi per favore, lei se ne va da quel paese, alla svelta e in fretta, e non si permetta più di telefonare a casa mia. Abbiamo fatto tardi, mi dispiace. Se ne va da quel paese. C'hai con me. Ha capito? C'hai con me perché abbiamo fatto tardi, non sono potuto venire, lo so, ha ragione. Abbiamo fatto tardi. Come si è incazzata, accidenti, quando ha capito che voleva dire gigolò. Vabbè. Che poi a volte le situazioni inventate proprio sul momento, io sto parlando una cosa, sto parlando in un certo modo, improvvisamente mi metto a parlare nello stesso modo con la signora, sì, no, per dire, e poi la signora si incazza quando ha capito, ti rendi conto, lei pagare un uomo, come puoi fare? Se non lo paghi, no, nel senso, vabbè, dai,
Informazioni... Ma che palle! Sta cigolette. Ecco, via. Ecco, vai. Amo fatto che stavo dicendo? Amo fatto tardi, e da lì è dato tutto. Okay. Mi piace molto proprio improvvisare in questo modo, è fantastico. Mi metto continuamente alla prova e supero le prove e faccio incazzare le donnine acide. No, guarda chi sto telefonando, me ne accorgo ora. Sì, ora. Peccato. Oh, peccato. Mi dispiace. Questa si chiama Maria De Filippi, ma io volevo partecipare a Saranno Famosi. Ma niente, non c'era, peccato, non c'era Maria De Filippi. Magari mi faccio passare anche Costanzo. Dunque, andiamo avanti. Ci sono, in fondo Maria De Filippi non è un nome così difficile da trovare in giro, no? Io penso di sì, perché De Filippi è un cognome, Maria... gratuita. L'utente non è abilitato al... Sì, allora vaffanculo. Scusa, se te lo dico proprio con tutto il cuore. Sì, ma se non è abilitato. Sì. D'accordo. Pem pom. Ecco fatto. Tutum. E vediamo qua. Però qui, se qualcuno risponde. Abbiamo fatto tardi anche stavolta. No. Non ci siamo, lasciateci un messaggio. Va bene. Ciao Elisabetta, la bambina perfetta, alla camunca, la calacamunca. Ciao Elisabetta, la bambina perfetta, alla camunca, la calacamunca. Ecco fatto, il messaggio è lasciato. Hanno fatto fare la segreteria telefonica alla voce del bambino e noi andiamo avanti. Che c'è qui? Sì, mi piacerebbe, ti dico la verità, rifare tutti i nomi maschili. Amo fatto tardi, mi piacerebbe fare Amo fatto tardi. Dai, mi fai rifare Amo fatto tardi? Devo trovare un nome ecco questo. Ecco, ok, no, amo fatto tardi. Sì, lo voglio rifare, scusa, mi diverte, finché mi diverte lo faccio, scusa, quando non mi diverte più smetto, Amo fatto tardi, sì, mi verrà quella prima, non lo so. Dai, su. Amo fatto tardi, no, Elisabetta, la bambina. Dai, mamma mia, guarda, non c'è, questa non c'è, va bene, cerchiamone un'altra nel frattempo. Questa, via, proviamo con questo. Sì, ma guarda un po', amo fatto, vai, sì, ecco. Tudum, tadam, tudum, tadam, tum, tadam, tudum, tadam, tum, tadam, ting. Ma si sono coagulati, ho detto apposta coagulati, dai, contro di me, si sono coagulati contro di me, ecco, sti sanguinacci. Va bene. Amo fatto tardi. No, ancora no, amo fatto tardi, c'è ancora un po' di sondazzo, no, ancora no. Pronto? Amo fatto tardi, mi dispiace, che ieri sera non sono potuto venire. Pronto? Pronto? Penso che lei ha sbagliato numero. No, che abita lì Marina, no? Sì? Amo fatto tardi ieri sera, io avevo, st'impegno con Marina e purtroppo non ce l'avemo fatta, non ce l'ho fatta.
Pronto? Marina, vieni. Marina? Ah, no, è che abbiamo fatto tardi. Io avevo sto appuntamento con Marina, no? Perché, insomma, si doveva fare sta affare di notte. Però, fa una cosa e l'altra, mi hanno dato da bere, mi sono appisolato, mi dispiace tanto. Pronto? Ah, Marina? Marina, mi dispiace veramente tanto. Io stanotte non so potuto venire, capito? Abbiamo fatto tardi. Pronto? Abbiamo fatto tardi. Io stanotte che ma Marina... ho capito che abbiamo fatto tardi, ma tu chi sei? Io, ma appunto che io sono Ergigolò. Che lui Marina mi aveva ingaggiato questa notte. Che tu chi sei, marito? Io sono il marito. Anche tu ci volevi stare, insomma, si poteva vedere. Ma hanno fatto bene, io mi sono appisolato. Pronto? Pronto? Che Marina magari mi aspettava, io mi dispiace tanto, mi dispiace niente, che abbiamo fatto tardi, io come dire, io dovevo venire stanotte a far servizietto, no? Ascolta. Si può rimandare? Sì, si può rimandare, facciamo stasera. Stasera. Anzi, facciamo subito, voilà, ma subito di giorno? Subito di giorno, Ma guarda, tanto io sono inesauribile, infatti, vieni tranquillo. Solo che ieri sera abbiamo fatto tardi, io volevo venire, magari lei si era fatta pure il bidet, ma io mi dispiace tanto. Ti saluto adesso. Allora ci stai pure te? Sì, mi fa piacere, guarda, qualcosa te famo fa anche a te, va. Ciao. Speriamo di non fa tardi di me stavolta. Ciao, salutami Marina, Dio che lavasse. Ciao. Hai visto che qua famo o non famo? Famo a fame. Il sondazzo, ma lo trovi anche su reteg.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.